conquistare questa parola, quindi mi è particolarmente grato, insomma, perché questo significa aver già concretizzato un progetto. Ve ne parlerà nel corso della relazione e quindi penso che ascolterete volentieri. Os usar de entrar em escola, em todas as escolas, ou é destinado a morrere, ou pode pure vivere, ma vive male e comunque non tiene speranza di sviluppare. A entrare in scuola vuole narrare che si deve imparare dalla scuola materna alla scuola superiore. Si deve imparare dunque non in canchi scuola, anche canchi mastro, pioniere in italiano, volenteroso, ma si deve imparare in tutte le scuole e deve entrare su usare i suoi programmi ministeriali. A Cagliari io ho organizzato un corso di sardo per 20 docenti della mia scuola, hanno partecipato circa 300 delle scuole di Cagliari, provincia e della Sardegna intera. Questo significa già una cosa importante: c'è nella scuola oggi una nuova sensibilità che non c'era, io ricordo, 20 anni fa, 30 anni fa. Oggi è più facile di ieri iniziare un percorso nuovo rispetto all'insegnamento della lingua sarda, perché ci sono condizioni più favorevoli. Io sulla legge intorno alla lingua sarda e alla cultura do un giudizio anche più radicale e impietoso di quello che ha dato Palermo, però credo che sia comunque una legge da utilizzare al massimo, perché comunque offre degli spazi di cui poi dirò. Il mio intervento si articolerà in questa maniera: problemi che noi abbiamo per l'insegnamento del sardo a scuola oggi. Perché insegnarlo? Perché bisogna spiegarlo, perché qui siamo magari d'accordo, i 7.000 insegnanti sardi probabilmente non tutti sono d'accordo, anzi la maggioranza non lo sono. E come insegnarlo? Quale sardo insegnare? Sono questioni non di poco conto che nel corso che noi stiamo svolgendo a Cagliari, riprenderà a settembre-ottobre perché è un corso biennale, ci siamo posti. Alcuni sono di facile soluzione perché sono sostanzialmente dei pregiudizi o derivano da ignoranza o sono degli stereotipi che sono stati diffusi ad arte dai nemici della lingua sarda. Per esempio che ci sia nella lingua sarda una estrema differenziazione. In questo corso spesso noi parliamo in sardo, in logudorese, in nuorese, in campidanese, ci capiamo perfettamente, perché è vero che il sardo ha delle differenze, ma sono assolutamente minime, riguardano la pronuncia, riguardano la fonetica, ma possono riguardare il lessico, perché avendo avuto influenze diverse da parte delle lingue dei vari dominatori, evidentemente hanno lasciato anche la loro lingua e i loro termini. Ma dal punto di vista grammaticale, sintattico, morfologico, la lingua sarda è assolutamente unitaria e si spiega il perché è una lingua neolatina, i cui vocaboli per il 60-70% sono di derivazione latina. Certo, ci sono altre influenze, ma il fatto che ci siano le influenze, che ci siano più parole, che ci sia Ainu, Burricu, Molenti, è una ricchezza, non è un limite. E quindi proprio l'argomentazione dei nemici del sardo che dicono ma voi dite Burricu, noi diciamo Molenti, questo significa che il sardo occorre impararlo proprio perché si tratta di una lingua viva e ricca e non di una lingua povera e arcaica. E poi, diciamo la verità, queste differenze sostanziali quali sono? Al di là delle due varianti fondamentali, campidanese e logudorese, con la sottovariante, se vogliamo chiamarla così, nuorese, non esistono, perché le differenze fonetiche sono assolutamente inessenziali in una lingua. L'inglese americano rispetto all'inglese dell'Inghilterra o rispetto all'inglese australiano ha delle differenze molto più marcate di quelle che noi ritroviamo all'interno della lingua sarda, e nessuno mette in discussione che l'inglese sia una lingua unitaria. Si parla ancora di lingua e dialetti. Io su questo vorrei
esprimere, forse in modo semplificatorio ma radicale, una mia opinione che non è solo la mia, ma è dei linguisti. Non esiste linguista al mondo che veda una differenza tra lingua e dialetto. Non esiste. Il dialetto che cos'è? È quello che storicamente vince e diventa lingua. Il vietnamita per i francesi era un dialetto, quando il Vietnam si libera dal dominio francese diventa la lingua dei vietnamiti. Il dialetto di Parigi diventerà la lingua francese. Il dialetto della Castiglia, di Madrid, diventerà la lingua spagnola. Il dialetto, l'italiano non è altro che il dialetto fiorentino-toscano. Allora che qui dobbiamo smetterla di infognarci in questa discussione. Noi abbiamo la lingua sarda. Su questo non ci sono discussioni, ma noi dobbiamo essere anche aperti e democratici e dire che tra lingua e dialetto le differenze sono giuridiche e politiche, non sono sicuramente culturali e glottologiche, perché tutti i dialetti che storicamente vincono diventano lingue. Questa è l'unica differenza, non ci sono altre differenze. Certo, la lingua sarda è anche una lingua ricca dal punto di vista lessicale, ma soprattutto morfologico, sintattico, eccetera. E su questo però l'accordo è, non dico generale, ma abbastanza sostanziale, anche all'interno del mondo della scuola. Dove sta la difficoltà? Lo accennava Bacchisi, io cerco di articolarlo in una direzione un po' diversa. La difficoltà sta nel fatto che nel mondo accademico e tra gli insegnanti è diffusa l'idea che si deve e si può tutelare e valorizzare la lingua sarda, ma guai ufficializzarla. Questo è il nodo centrale. E qui ricordo proprio un articolo di una docente universitaria di Cagliari che appunto quando si aprì la campagna sul bilinguismo scrisse questo articolo: valorizzazione e tutela sì, ufficializzazione no. Cioè si dice in altre parole, ma sì, il sardo, va bene, possiamo anche chiamarla lingua, non è questo il problema. È interessante, ricco, si può usare nelle feste paesane, per irrovare, per stimare, nella poesia sarda. Sì, la poesia sarda bisogna incoraggiarla, tutelarla, anche finanziarla. Però ufficializzarlo, parificarlo alla lingua italiana, utilizzarlo nella pubblica amministrazione, insegnarlo come disciplina a scuola, inserirlo nei mass media, nelle televisioni, nei giornali. No, non esageriamo. Perché? Qui però non c'è solo ignoranza o pregiudizio, cioè la lingua sarda è arcaica, esprime il mondo agropastorale, non contiene quel linguaggio tecnico-scientifico che invece le altre lingue conterrebbero. Io vorrei sapere, per esempio, da dove vengono le parole della scienza, della tecnica, della medicina oggi, della sociologia, dell'antropologia, la telematica, l'informatica o il telefono o altre mille diavolerie, se vengono dall'italiano. Tutte le lingue mutuano vocaboli, prendono vocaboli da dove ci sono, da chi li ha coniati, e li ha coniati perché ha prodotto quelle cose, perché la parola viene dopo la cosa. Allora, se noi non abbiamo avuto la cosa, non potevamo avere la parola, non potevamo avere il linguaggio. Questa è la cosa più evidente che possa esistere, però qualcuno si attarda a dire come facciamo in sardo a esprimere il mondo della tecnica, della scienza, della filosofia, eccetera, eccetera. Dietro però, dicevo, non c'è solo questo pregiudizio, questo che deriva dall'ignoranza. C'è un altro fatto, che è stato oltretutto codificato. Diceva Palermo che la legge attuale è stata respinta 2 volte dal governo. Bene, le motivazioni ufficiali sono state queste. L'introduzione del sardo nella scuola attenta all'unità linguistica della nazione. Allora, qui c'è un primo dato da analizzare e da demolire, e cioè l'Italia è un paese che ancora è tutto immerso nel monolinguismo oltre che nella monocultura, e qui c'è anche una campagna che noi dobbiamo e possiamo fare di grande civiltà, di aprirci alle lingue, al sardo prima di tutto come lingua materna, ma a tutte le altre lingue. Questa sensibilità ancora non c'è. Guarda caso, la Corte Costituzionale motiva la bocciatura del titolo IV della precedente legge dicendo che attenterebbe all'unità linguistica della nazione, confondendo intanto nazione con Stato, ma poi soprattutto pensando che
uno Stato deve avere una lingua. Quando noi abbiamo oggi nel mondo decine di Stati plurilinguisti, dagli Stati Uniti al Canada, all'India, alla Cina e a moltissimi altri, Spagna, a moltissimi altri Stati. L'altra motivazione con cui il governo ha respinto la legge sulla lingua e la cultura sarda precedente, che effettivamente tentava di introdurre il bilinguismo, perché questa legge non lo introduce, lo dirò poi brevemente, è che attenterebbe l'introduzione della lingua sarda nella scuola, attenterebbe all'autorità del Ministero della Pubblica Istruzione solo organo che può decidere sui programmi ministeriali. Voglio dire, questo è un pronunziamento di 2 anni fa. Oggi Berlinguer, non solo lui, il Ministero, parlano, ed ecco un'occasione che noi abbiamo da sfruttare e valorizzare, parlano di autonomia didattica degli istituti e delle scuole, che significa poter addirittura costruire il curriculum scolastico degli alunni e quindi i programmi partendo dalle condizioni reali in cui quella scuola e quell'istituto si trova. Questo secondo me è un primo elemento fondamentale che noi dobbiamo tenere presente, perché è un grimaldello per demolire quello che è stato il centralismo del Ministero della Pubblica Istruzione e per inserire dentro questa autonomia didattica dei singoli istituti, per cui io dico, ma è pericoloso l'autonomia? Sarà pericolosa, ma noi dobbiamo rischiare, noi dobbiamo utilizzare questa possibilità che abbiamo. Dipende dalle nostre capacità e dalla nostra forza di utilizzare l'autonomia, che ormai sarà un processo irreversibile, non è un'opinione più del ministro o di qualcun altro, sta già marciando, marcia già da quest'anno se le scuole vogliono, e comunque l'anno 21 non sarà a regime ma quasi, per inserire, ecco, inserire che cosa? E quando? E dove? Il rischio è che il sardo e la cultura sarda, la storia, la geografia, quello che la legge indica, la musica, il diritto, vengano marginalizzati e ghettizzati all'interno del curriculum scolastico e vengano sostanzialmente praticati ancora una volta da pochi pionieri volenterosi che hanno appunto la mania, tra virgolette, di queste cose. Questo sarebbe un pericolo che occorre assolutamente evitare. Noi dobbiamo batterci e in questa direzione ci stiamo muovendo anche attraverso un'associazione culturale che a Cagliari abbiamo fondato, ma noi vorremmo che adesso si diffondesse a macchia d'oro in tutta la Sardegna, professore Strosalimba. Dobbiamo batterci perché la lingua sarda e tutte le altre discipline, branche della cultura sarda, dicevo dal diritto alla musica eccetera, vengono inserite organicamente dentro le discipline. Allora la lingua sarda dentro l'insegnamento delle altre lingue straniere, dentro l'insegnamento dell'italiano, la letteratura sarda dentro la letteratura italiana. A questo proposito stanno uscendo dei bei volumi editi da una nuova casa editrice che sostengono giustamente che per letteratura italiana noi dobbiamo sostenere non la letteratura scritta in italiano, ma la letteratura prodotta all'interno del paese Italia, per cui tutto ciò che viene prodotto in italiano, nelle altre lingue locali, per quanto ci riguarda, nel sardo, noi dobbiamo inserirlo organicamente nel programma scolastico, nel curriculum scolastico di ciascuno. Questo oltretutto era già possibile negli anni precedenti, sia ben chiaro, perché noi abbiamo tutta una serie di normative, in modo particolare devo dire per le materne, elementari e medie, ma anche per le superiori, che prevedevano che si attuasse la sperimentazione. Per esempio c'è un DPR del 74, 429, che prevede espressamente che sia il docente a costruirsi il programma a livello sperimentale. Io dico, se in 100 scuole della Sardegna facciamo questo tipo di sperimentazione, il sardo, la cultura sarda entra nella scuola. Perché non possiamo pensare che 7.000 insegnanti improvvisamente si convincano e dicano ah sì, insegniamo il sardo. Dobbiamo partire da dove abbiamo delle presenze, delle sensibilità e organizzare come associazione culturale, ma non solo come associazione culturale, aprendosi a tutte quelle altre sensibilità che vanno in questa direzione, organizzare a livello diffuso
e a livello organicamente l'insegnamento. Dobbiamo superare cioè il pionierismo di questi ultimi anni, alcune esperienze particolari, preziosissime, dobbiamo tenerle presenti, ma bisogna andare oltre. Oggi siamo nelle condizioni di poterlo fare, anche perché, e vengo alla legge, la legge è il gatto, non il leone che volevamo, però offre alcuni spazi, per esempio, prevedono dei finanziamenti. E allora occorre costruire dei progetti in tutte le scuole, dove noi siamo presenti e dove possiamo arrivarci, dei progetti di sperimentazione e di integrazione dei programmi, dentro il curriculum scolastico ma anche fuori, al pomeriggio, per poter appunto far irrompere finalmente. Ecco, qui io non tutto ciò che è stato prodotto, ci sono anche elementi probabilmente oggi non utilizzabili, ci sono anche probabilmente elementi negativi, però quello che dobbiamo recuperare è il senso forte dell'identità e dei valori connessi all'identità sarda, che sono valori moderni, altro che arcaici, modernissimi, perché oggi il tema della cultura popolare, delle lingue materne, sta ritornando prepotentemente in tutto il mondo, alla faccia di chi pensava che il processo dell'omologazione fosse un processo irreversibile e comunque non sarebbe stato possibile uscire da quel processo, la cosiddetta globalizzazione. In realtà proprio l'omologazione, proprio lo sviluppo perverso anche del capitalismo ha creato una sensibilità nuova della differenza, della specificità, dell'identità. Su questo processo che si verifica a livello mondiale noi dobbiamo inserirci e convincere anche i colleghi che magari su questo sono d'accordo, però poi non traggono tutte le conseguenze. Per cui ampi spazi si aprono. A questo punto però abbiamo davanti una cosa: basta con i piagnistei e le lamentele, occorre fare, però non più a livello individuale cercando di organizzarsi.